Buongiorno, No, quanti anni ha? indovina, Non lo so. 94. Ed è qua in piedi, ed è qua in piedi Sì? ad aspettare il medico. No? No, il medico, aspettare i signori qua, i fai calde. Tanti gli anziani in coda oggi davanti all'anagrafe sanitaria dell'ospedale di Montebelluna. Con il primo giorno di settembre c'è stato il cambio del medico di base con un passaggio obbligatorio allo sportello reale o virtuale, anche se qui la soluzione per molti poteva essere più semplice. Chi poteva aver semplificato queste robe qua? Che con una firma del dottore si poteva aver fatto, no? Attesa per molti decisamente snervante. No, non stai parlando perché mi ride sparolate. Lì dai 8 e 7 e un quarto sono arrivata e ora è una vergogna. Non dice anche gente che perde il lavoro per gli giovani, ma gli anziani 3 ore, 4, venire a casa a mezzogiorno e star qua in piedi 83 anni, scusa. Menassi, dica che pensa a queste robe qua. Anche qui, come a Trevignano, c'è chi ha tentato la carta di internet. Ma voi che siete tecnologiche riuscite a farlo con lo speed? Uno siamo appena riusciti a farlo. Perché hanno detto che dalle 9 dovrebbe essersi riattivato, stanotte hanno provato in 2000. Noi abbiamo provato adesso e lei è riuscita. E basta al momento. Sembra un terno all'otto anche lo speed, insomma. Un pochino sì. E quanto tempo è che aspettate qua? Io sono qua dalle 7:20. All'esterno una sola panchina, per il resto fioriere o automobili se qualcuno non riesce più a stare in piedi. Signora, anche una aiuola può servire per sedersi, Certo, però un po' di panchine potevano mettere per tutta sta gente. questo sì, va bene dai. Si vede che pensa che sia tutti giovani. Signora, si è messa in macchina? Mi sono seduta, dentro non c'è posto, Che numero ha? 215. E come fa a sapere se la chiamano? Sono arrivati al 100, poco più, dunque ho voglia. Tra i pazienti anche l'ex parlamentare e ex sindaco di Montebelluna Laura Puppato. La soluzione è quello evidentemente di riuscire a pagare meglio i medici. Per esempio abbiamo una situazione qui a Montebelluna, più di qualche medico di medicina generale mi ha riferito che aveva dato la disponibilità per esempio a rimanere e non è stato neanche considerato, neanche una risposta da parte dell'ULSS 2. Quindi trattare meglio le persone, le risorse umane sono un valore straordinario, non le possiamo buttare via come se fossero numeri. Anziani dimenticati, il pensiero comune di questa gente. Gli anziani, li buttai là gli anziani, no?